Ministro Alfano, io mi sarei aspettato una posizione un po' più netta da parte del governo italiano, così come me la sarei aspettata dall'Europa. Io mi sarei aspettato un'Europa che condannasse con forza l'uso della violenza in Catalogna, che affermasse con forza che nessun governo di nessun paese europeo può rispondere a una richiesta di democrazia, a un principio di autodeterminazione, a persone pacifiche che pretendono di poter concorrere a decidere del futuro della Spagna, del suo assetto istituzionale e anche di come si costruisce l'Europa e di come si rilancia il processo di costruzione europea. Io mi sarei aspettato un governo, un'Unione Europea che condannasse fortemente quelle violenze, perché le immagini sono di fronte agli occhi di tutti e non possono essere banalmente la questione interna di uno Stato, sono patrimonio drammatico di quello che è successo in questi giorni. Le vecchiette tirate per i capelli dalla Guardia Civile fuori dai seggi, le persone manganellate inerti e inermi di fronte all'aggressione della polizia. Noi siamo perfettamente consapevoli anche delle forzature che hanno agito le autorità della Generalitat catalana sul piano della tenuta e dell'ordine costituzionale della Spagna. Però siamo anche consapevoli che di fronte a un voto democratico non ci può essere nessuno che si comporta nella maniera in cui si è comportato il governo Rajoy. Mi pare che l'Europa e l'Italia stiano invece assumendo quella posizione, relegando una questione interna, precisamente quella che è una questione più generale, che riguarda i diritti umani, che riguarda il diritto all'autodeterminazione dei popoli, che riguarda il pacifico svolgimento di una manifestazione di democrazia. Lì c'è qualcosa che si sta rompendo. Io non so, penso a un'Italia che ambisca ad avere un ruolo e una capacità diversa in Europa, che riesca a concorrere a un processo pacifico, che tenga insieme Grazie. precisamente le ragioni dell'unità con le ragioni dell'autodeterminazione. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3, 3289.